Ho appena speso un sacco di soldi in farmacia, per i piedi, per le gambe, per tante cose che ho bisogno, ma i soldi ci sono fino a un certo limite, ma non ci sono per le medicine, per i medicinali, per tante cose. E allora bisogna lasciar stare, insomma. La crisi ha colpito duramente le tasche dei veneti al punto che pure la cura della propria salute è diventata un lusso al quale si deve rinunciare. A 2 anni di distanza l'indagine del Censis sulla spesa sanitaria conferma l'attualità di una situazione che deve essere affrontata con urgenza. Bisogna intervenire urgentemente, non possiamo far saltare un sistema su base universale com'è quello italiano, che di fatto è quello che a livello europeo costa meno. Nel 2016 quasi 750.000 veneti hanno rinunciato a curarsi, oltre la metà l'ha fatto per motivi economici, il resto per le liste d'attesa, la difficoltà a conciliare visite e lavoro e per i più giovani la sottovalutazione dei rischi. Non bisogna sottovalutare i problemi di salute, sicuramente bisogna stare sempre molto attenti, sicuramente poi le circostanze della vita ti permettono più o meno di farlo, ecco, a seconda delle proprie possibilità. Ho incontrato persone che appunto non sono riuscite a curarsi, ma appunto non per volontà propria, ma appunto per necessità economiche non sono riuscite. Io non rinuncio perché per tutto quello che ho avuto e ho non ero qua. È la buona sanità che alimenta le certezze dei cittadini, dice l'assessore Coletto, che chiede al prossimo governo di rivedere il documento di economia e finanza che ha decurtato di quasi un punto percentuale il rapporto tra fondo sanitario e PIL. L'unica cosa da non fare è disinvestire in sanità, innanzitutto per una questione sociale e di etica. Secondo poi anche per una questione che la sanità va sempre vista da un punto di vista diverso, non è un costo, è un investimento, la salute è impagabile.